Infatti, allora 5.300 voti, no? Sono pochi per le europee, sono sufficienti per essere eletti in regione. Non lo so, è una prospettiva che tu potresti valutare. È una prospettiva che a tempo debito, perché no, si può valutare, però la si può valutare nel momento in cui c'è una concretezza alla base, quindi sicuramente prima di tutto si deve lavorare in questa direzione sul territorio. La mia concentrazione adesso è esattamente questo, io sono concentrata su questo aspetto. Territorio vicentino, Veneto, No, non territorio in solo generale. vicentino, si parte da Vicenza, io sono vicentina, lavoro qui, la mia azienda ho ripreso assolutamente a 100 e passa all'ora tutte le attività che avevo messo da una parte durante la campagna elettorale e quindi si lavora e si deve lavorare. Però la presenza come dicevo poco fa, di amici che non sono solo vicentini, ma ampi, veronesi, eccetera, e anche al di fuori della regione, testimonia il fatto che questi ragionamenti non sono circoscritti e non devono essere circoscritti. Parlo di area liberal democratica, il che vuol dire che non è limitata a un'area regionale e basta, a un'area territoriale piccola. Io partecipo a un gruppo la domenica su Zoom di italiani all'estero, europei, americani, brasiliani, ogni domenica, perché questi sono diffusi, alle 8 italiane, che sono le 11 in California e non mi ricordo cosa in Brasile e così via, in Belgio, Francia, e giornalisti e non giornalisti, diciamo gente comune, come dicevi, ma alcuni giornalisti, alcuni professori universitari, ragazze che stanno facendo concorsi per entrare nella scuola, quindi non soltanto vecchietti, insomma. No? Ieri è uscita una proposta che probabilmente è utopistica, però che vorrei un commento. Una delle partecipanti, sono anche non italiani ma che vogliono imparare l'italiano, quindi c'è una vicinanza all'Italia in qualche modo. Ha detto sarebbe bello che si formasse un partito, banalizzo molto, no? Che raccogliesse le migliori idee di tutti e le mettesse insieme in un contenitore unico. Ora, al di là del fatto della difficile realizzabilità di questa cosa, però il suo spunto era: bisognerebbe guardare le cose, se tutti i partiti portano avanti qualcosa di buono, dovremmo lavorare per individuare il buono che c'è più o meno in tutte le formazioni, ho detto più o meno, e cercare poi di rappresentarle. Questa mi sembra un'idea molto libera, oltre che liberale, no? Ma sicuramente, allora, i partiti devono più che altro, prima di ogni altra cosa, imparare a dialogare tra loro, evidentemente. Ma questo era sottinteso, no? Questa è stata probabilmente anche la più grande sconfitta all'interno di questo panorama di elezioni che abbiamo appena passato. Qui il senso non sta nell'andare a formare tanti altri partitelli, il senso sta nell'appunto, al di là di dove ci si trova, all'interno di quale corrente, di quale partito, iscritto o non iscritto, come ho poco fa citato, mettere da parte gli egoismi personali e veramente voler lavorare in una direzione che è quella che rappresenta il bene comune. Ovviamente ristrovandosi all'interno di un'area, perché ovviamente quello è sottinteso. Nello specifico, io l'ho citato prima, è quella liberal democratica, questo è. Quindi sicuramente può essere un lavoro, un esercizio da fare, quello di raccogliere un po' tutte le buone pratiche, le buone idee da ciascuno, senza dover fare voli, definiamoli pindarici, stiamo con i piedi un po' a terra e nella concretezza portiamo avanti idee, e ce ne sono, contributi e ce ne sono, buona volontà e ce n'è tanta da parte di tante persone che vogliono mettersi in gioco e dare la loro disponibilità, e sono tanti, non sono qua tutti oggi, ma il gruppo di persone che si vuole impegnare è grande. Ci sarà una sede in cui incontrarsi oppure è tutto presto? Cose vedremo sicuramente. Allora, al di là del tuo risultato, l'azione è andata male alle elezioni europee. Il fatto di aver, come dire, messo da parte il progetto del terzo polo, che invece stava iniziando a dare i suoi frutti, no? Abbiamo visto le comunali di Vicenza un anno fa, e andando divisi, quindi voi da una parte, Italia Viva dall'altra, forse fate poca strada. Cioè, quello che voglio chiedere io: esiste una possibilità perché vi riaggreghiate? Allora,
Di sicuro c'è in corso in questo momento, da parte anche in modo particolare del partito a livello nazionale, tutto un ragionamento e anche una riflessione su quello che è accaduto in queste elezioni, e che non sono andate bene effettivamente per il partito, non sono, né per questo né per l'altro partito, insomma non sono andate bene. Su cosa succederà, se sarà possibile o non sarà possibile un rimettersi insieme eccetera, sono riflessioni che sono in corso e ci troveremo, abbiamo appuntamenti appunto prossimi anche nel corso del mese per trovarci e fare questo tipo di riflessione. Quello che dico io è che nel frattempo a livello territoriale c'è bisogno di ripartire qua e ripartire dal territorio, perché quello è stato perso di vista proprio il territorio, la territorialità. Forse da lontano si vedono le cose un po' più sfumate, ma quando poi si gira sul territorio, si parla con le persone, si sente la necessità qua, e i territori sono quelli che più sono concreti. Sulle decisioni del cosa sarà il futuro del partito, con chi o con cosa, queste sono decisioni che arriveranno senz'altro a tempo debito e verranno date, però non da me oggi, senz'altro. Ma secondo te Calenda dovrebbe farsi da parte? Calenda lo ha dichiarato tante volte, ma è una cosa che deciderà, verrà decisa a livello, verrà indetta una costituente, verrà deciso, non lo so, è sicuramente qualcosa che non può essere stabilito così, parlandocene in questo modo. Questa fuga dal voto, no? Scusa, posso? No, non volevo interromperti, scusa. Questa fuga dal voto che perlomeno in Italia, ma anche in molti paesi europei, sta crescendo, ha avuto una inversione di tendenza ieri in Francia, cioè quando si è arrivati non al confronto tra varie formazioni parcellizzate, quindi senza fare riferimento, anche questo può essere un discorso di Italia Viva, insomma tanti partiti che si propongono con a volte delle sfumature di diversità che non si fanno capire anche dagli elettori perché questo è diverso da quest'altro. Paradossalmente lo scontro un po' frontale che sta avvenendo in Francia tra la destra che non ha vergogna di chiamarsi destra, perché in Italia la destra non c'è ma c'è insomma, no? Quindi, e la sinistra che comunque è pronta a parlare col centro, se diciamo Macron come liberale di centro, poi c'è la sinistra, ha portato intanto a un fatto, a tantissime persone che sono andate a votare. Ora, questo non può essere un richiamo al confronto anche sulle idee e a tornare un pochettino all'ideologia, e oltre che al pragmatismo delle cose da fare, ma anche potersi riconoscere in una bandiera, perché, ripeto, possiamo abbracciarlo o meno, ma in Francia questo scontro decisivo, probabilmente, per la Francia, ma anche forse per gli effetti indotti che avrà sull'Europa, ha portato la gente a votare, non le ha portate a fuggire dal voto. Ma lì è stata stirata, è stata tirata, è stato un azzardo che in pochi giorni poi, sì, in pochissimi giorni effettivamente, d'altronde ha sciolto immediatamente e quindi sono andati al voto. È stato veramente un azzardo, però non si può e non è corretto nei confronti delle persone vivere di azzardo. Lì si sono sentiti evidentemente presi da anche argomenti importanti che erano stati proposti dal presidente Macron. No, io non sono convinta che si debba lavorare in questa direzione. Ci vuole un approccio dal mio punto di vista, un approccio differente. Non può essere che le persone, forse anche impaurite dalle conseguenze, dalle opportunità, insomma, o non opportunità che possono scaturire, vadano al voto. Noi dobbiamo riconvincere le persone a votare, perché votare è un dovere, perché lo sentono profondamente importante fare, perché sentono di partecipare in maniera attiva ad un cambiamento, e dove questo cambiamento dia delle risposte vere e chiare a delle esigenze che stanno vivendo. Qui è più un frutto della, come dire, non dico della paura, però anche della paura. Un dentro fuori. Non credo che sia quella la soluzione per riportare le persone alle urne. Bisogna rieducare al senso del voto, come fu effettivamente quando si andò a votare, quando ad esempio le donne per la prima volta andarono a votare, quando si decise tra la monarchia e la repubblica. Lì veramente si sentì che si poteva fare la differenza e la si doveva fare. Quello noi dobbiamo riportare le persone a credere a questo, dobbiamo riportare i giovani
le donne a credere di poter dare un loro contributo importante. In queste elezioni giovani e donne sono mancate.